La mia passione per la musica inizia intorno all'età di 6 anni, perché ho cominciato a prendere lezioni di pianoforte. Poi il sassofono è arrivato un po' dopo, intorno ai 10-11 anni. L'unico posto dove potevi studiare sassofono in un paese era la banda musicale. E lì ho iniziato a studiare questo strumento. Beh, per quanto a me piacciono un po' tutti i generi musicali, fatte le dovute eccezioni che non sto qui a commentare, io sono un musicista di jazz. Quindi tutto quello che è di derivazione afroamericana ed è legato al mondo dell'improvvisazione è quello che ho sempre sentito tra le mie corde, è sempre stata la musica che ho praticato e che continuo a praticare e che continuo a studiare, ovviamente. Beh, in quasi 30 anni di carriera mi sono esibito sia con gruppi a nome mio che con i colleghi dell'Orchestra Jazz Siciliana, di cui faccio orgogliosamente parte dal 2011. Mi sono esibito praticamente in quasi tutta Europa, con nomi e artisti di calibro veramente importante, stellare. Non faccio nomi perché temo di commettere delle defezioni imperdonabili, però ecco, sono molto grato sia all'Orchestra Jazz Siciliana che ai musicisti che in questi 30 anni mi hanno affiancato. Beh, i miei inizi col sassofono, io come dicevo precedentemente ho iniziato nella banda musicale perché abitando in un paesino il primo posto dove puoi studiare uno strumento a fiato è la banda musicale, che comunque rimane una radice importante della nostra tradizione musicale, soprattutto nella parte meridionale d'Italia. Il conservatorio è arrivato dopo, poco più di 20 anni. Se ci riferiamo al jazz, sì, i miei inizi sono stati quelli. Io da ragazzi, non ero proprio ragazzino, già avevo quasi 20 anni. Le prime esperienze di jazz le ho fatte con l'orchestra di giovane Open Jazz Orchestra di Mimmo Cafiero. Mimmo è, oltre che un batterista di jazz straordinario, è stato da sempre un talent scout. E io, insieme ad altri talenti della musica jazz siciliana, insomma, partecipavo con lui, con questa orchestra, un po' in giro per l'Italia, per la Sicilia e per l'Italia, a fare questi concerti. Diciamo, forse dal punto di vista jazzistico quelle sono state le prime esperienze. Poi sono entrato nel gruppo del batterista Gianni Cavallaro, che porto sempre nel cuore. Poi ho cominciato con i gruppi a nome mio, cercando di suonare sempre con gente più forte e più brava di me, in modo che il loro contributo potesse essere di fondamentale importanza per la mia crescita e per lo sviluppo del mio linguaggio, della mia musica e della mia identità, fondamentalmente. Dal 2011 faccio parte dell'Orchestra Jazz Siciliana e con questa compagine straordinaria ho suonato davvero con una quantità di artisti, solisti e non, perché abbiamo anche fatto tante produzioni originali veramente importanti, e a loro sono molto grato perché a loro sono legato da pagine di storia, di musica e artisticamente momenti davvero che alcuni sono davvero indelebili. Il mio artista preferito, questa è una domanda da $1.000.000, perché artista preferito, cioè io non ho un artista preferito, perché ovviamente non mi riferisco solo al mio strumento, ma mi riferisco all'ambito musicale proprio a tutto tondo, 360 gradi, perché non sempre si è influenzati direttamente da uno che suona il tuo stesso strumento. Sì, ovviamente le influenze e il gusto principale è trasmesso da chi suona il tuo stesso strumento, però io ascolto tutti i musicisti e tutta la musica che rientra tra le mie preferenze proprio estetiche, ecco, della musica che faccio, del jazz. Forse magari le influenze più importanti
Dal punto di vista artistico sono stati su tutti, sì, Joe Anderson, John Coltrane, Sonny Rollins, Dexter Gordon, Coleman Hawkins, Michael Brecker, Bob Berger. È un elenco è sconfinato. Seamus Blake. Tutti contribuiscono, dobbiamo imparare da tutti, ma le influenze principali sì, per un sassofonista di jazz sono fondamentalmente Charlie Parker, Charlie Parker poi è stato un caposcuola di questo strumento. Il mio sogno del cassetto, e ce ne sono un po', probabilmente potrebbe essere quello di realizzare un lavoro discografico con una ritmica tutta americana. Sì. E questo è il mio sogno del cassetto. Probabilmente registrare un nuovo lavoro con una ritmica tutta americana. Vabbè, il sogno di ogni musicista di jazz, ovviamente, perché questa è la musica che appartiene a loro. È una musica che affonda le radici nella loro tradizione. Loro sono i portatori di questa identità, anche se noi siciliani devo dire che abbiamo dato un grandissimo contributo alla nascita della musica. 2026, continuerò l'attività concertistica con l'Orchestra Jazz Siciliana, abbiamo una stagione in corso e se ne prospetta un'altra in arrivo altrettanto intensa. Per quanto riguarda i lavori a nome mio, sto lavorando a diversi progetti, uno molto interessante che si intitola Italian Amarcord, dove io propongo una chiave jazz arrangiata totalmente da me e i brani classici della tradizione cantautorale italiana, quindi passando da Bruno Martino, piuttosto che Mina, piuttosto che Pino Daniele, piuttosto che Bruno Lauzi, insomma l'elenco è sconfinato. Un caro saluto a tutti i followers di Sicilianaria, avete una pagina bellissima e è stato un piacere raccontare della mia vita e della mia musica con voi. A presto!